tuo debutto in questo campionato, e complimenti anche sono arrivati da parte del mister, forse quelli tuoi. Sì, complimenti del mister, l'ho già avuti comunque in Coppa Italia, quando sono stato chiamato in casa, ho fatto sempre bene, ricevuto i complimenti anche dal presidente, io ho ricevuto il staff. Il rammarico comunque sì, ho segnato lo stato, però pareggiare così dopo anche un paio di pari come la settimana scorsa è stato molto triste, un rammarico, peccato. Che cosa hai pensato subito dopo il gol? Vabbè, lì per lì diciamo io stabilirò un inizio avvicinante, però diciamo il mio primo tentativo è stato di fare sotto la banda queste esigenze con gli stabilisi che erano in molti a seguirci come se fuori casa. Un'emozione in particolare con molti professionisti, ce lo vuoi raccontare? Cioè come praticamente io ho visto Gianluca che comunque era libero a girare, mi sono inserito da dietro, mi ha dato la palla al pallonetto, io l'ho salvato, ho avuto anche la fortuna di toccare il difensore, l'ho toccata e poi di sinistra anche con un vicino non è mio sul destro, è stato diciamo una buona più importante, anche da spettacolo, perché di solito questi gol dal sinistro non è che facciamo sempre. Speri di riuscire a trovare un po' più di spazio adesso? Sì, io comunque mi impegno sempre durante la settimana, l'allenatore comunque ha un buon rapporto con tutti quanti, ci fa sentire sempre parte del gruppo, anche il restante di tribuna in panchina, comunque siamo tutti parte integrante comunque questa che va in campo di più, però comunque è il gruppo che comunque c'è questa importanza. A chi va la dedica? Alla dedica a tutti i tifosi, veramente nessuno in particolare, a tutti i tifosi stabiliti un po' che se no è stato tutti i tifosi. Come snabbia per portare a casa tutti? Forse un po' di precisione sotto porta avrebbe da dire, però giocare tutta la gara uno in meno non era facile contro una Scafatese che comunque ha dimostrato dall'inizio stagione all'oggi di essere una buona squadra, una squadra fisica che gioca con calcio. Noi siamo venuti qui a giocarci la nostra gara per cercare di ottenere 3 punti, però sapevamo che non sarebbe stata facile. Abbiamo fatto tutto per ottenerli, la squadra per appunto come concediamo qualcosa veniamo puniti, però il drammatico è questo, che essere stati 2 volte in vantaggio, non essere riusciti a mantenerlo, però bisogna comunque ripartire da tante occasioni create, dalla buona prestazione dell'ennesima della squadra e andare avanti con la nostra stanza, perché il nostro obiettivo è sempre quello e rimarrà sempre quello. La scelta di sostituire Campanella sai, vogliamo coprirci un attimo a centrocampo e quindi abbiamo messo un giocatore più di ruolo come Baracco, perché Marco è un giocatore, come dire, di qualità, però magari in quel momento volevamo un giocatore un po' più di sostanza. Gomez da una parte, Manano dall'altra, magari ci volevo garantire maggiore copertura. Queste tante proteste anche nei confronti dell'arbitro, un po' si ripete la storia già di domenica scorsa col Beccabusto. Sì, non è la prima volta, non è solo domenica, non è solo oggi, però vediamo perlomeno quello che si nota da diverse partite, delle decisioni non danno lo stesso peso agli stessi episodi. Non voglio dire adesso, non voglio esaminare le varie gare, i vari episodi, però sicuramente quello che risalta è una pignoleria un po' accentuata nei confronti dell'avversario. Questo è talmente evidente che non so più né ripetere non né sottolineare, però è quello che è emerso in queste partite. Ti senti l'avversità in questo senso? Non voglio dire questo, non voglio neanche pensare, noi pensiamo ad andare avanti, a raggiungere i nostri obiettivi, poi se magari la società chi direttore se ha qualcosa da aggiungere, però quello che si evidenzia in queste partite è una poca, non vorrei dire poca tutela, perché non è che vogliamo qualcosa in più, però almeno un po' di rispetto in più sarebbe il caso di esigere. Faccio l'ultima domanda, nei 2 derby in pratica si sono persi 4 punti perché sono arrivati 2 pareggi e quindi il distacco dalla vetta è aumentato.
qualcosa è successo, forse non vi siete approcciati bene questo tipo di gare? No, ci siamo approcciati forse fin troppo bene, perché sono state ottime gare, due condotte molto positive, la squadra ha giocato un ottimo calcio, quindi non è mancato niente, non penso che siano 4 punti persi. Forse vederli così lo può sembrare agli occhi di qualcuno, però a noi ci consente di proseguire il nostro cammino positivo e adesso la partita di domenica ci può ridare qualche punto in più che meritavamo sicuramente tra le due partite. Riprendiamo comunque in modo positivo. Un pareggio che sicuramente vi lascia tanto onore in bocca anche a te, perché vedo comunque due vecchi partiti. Un pareggio non ce ne andiamo perché sapevamo che si poteva vincere e abbiamo segnato 2 volte, siamo andati in vantaggio, purtroppo non siamo riusciti a contenere e ci hanno pareggiato per alla fine un punto che muove la classifica e serve a tutti. Sembra pareggio anche fra te e Pignatta, gli argentini hanno un po' sicuramente un'emozione particolare di vedere questi derby in campagna tra due calciatori. Sì, con Pignatta e Luciano quasi sempre ci manchiamo perché diciamo dove sta giocando lui sempre sto giocando io, allora quasi tutti stiamo facendo il gol. In tanti dicono che forse l'espulsione di Minessa era sbagliata perché eri stato tu a commettere fallo su Basile, come sì, lo ripeto, non penso penso che l'espulsione è stata di buona fede perché non è successo niente, soltanto sono andato a dire che non faccia casino, che non è successo niente, lui l'ho preso la mano dietro le spalle, lui si è buttato e non so che ho visto guardalinea perché, ripeto, sono stato io a mettere la mano dietro perché alla fine non ho fatto niente e l'ho cacciato in miniera, non so che ho visto. 2-2 finale che comunque dà ancora forza a questa aiuta, 2 volte il vantaggio, però si è visto di nuovo un gruppo che vuole lottare fino alla fine per arrivare in campo. Sì, come ripeto di nuovo, sono andati in vantaggio, non siamo riusciti a contenere. I ragazzi hanno dato tutto, fino alla fine eravamo in 10, purtroppo siamo arrivati in 10. Si è visto che avevamo avuto più occasioni noi che loro, abbiamo colpito 3 volte il legno, purtroppo non voleva entrare di nuovo la palla, un punto serve per muovere la classifica. Come domenica scorsa un po' di nervosismo anche oggi, alla minima occasione un po' psicologicamente la squadra soffre questi momenti. Un po' di nervosismo sì, però penso perché gli arbitri non aiutano pure, perché lo accendono loro, diciamo il discorso. Ripeto, in quella giocata non è successo niente, loro hanno acceso diciamo, il fuoco e alla fine gli è passato la funzione del minero. Adesso credi che la comunità di Scazzaro comunque ha allungato il vantaggio? Io ho fatto ancora il lungo, penso che dobbiamo vedere a maggio quando finisce. Ripeto, a questo punto serve per muovere la classifica, quindi è tantissimo e vediamo domenica se ci dobbiamo portare 3 punti sia a casa. Grazie sempre. Grazie a voi.